Terza corsa del programma, si passa dai 4 ai 3 anni, sempre sulla distanza del miglio. Sono 11 al via, 1 Evalin di Poggio, 2 Elmo Jet, 3 Erotico Jet, 4 Irina Q, 5 Eredit Jet, 6 Electra Lam, seconda linea, 7 Enkel Spritz, 8 Million Trot, 9 Exmoor dei Greppi, 10 Elistep, 11 Eda CGR. Favori in chiusura che si contendono praticamente Erotico Jet, Reddit Jet e Million Trot, macchina che lascia andare i concorrenti, partiti. C'è stata un'incertezza di Electra Lam, mentre si avvantaggia subito Erotico Jet, ma cerca di rinvenire all'interno Evalin di Poggio, che costringe l'avversario a scurvare largo e poi a sbottare di galoppo. Perde il passo, numero di 3 Baldi, Erotico ed è Jet così Evalin di Poggio squalificato. che si ritrova al comando dopo i primi 250 metri di gara. Enkel Spritz dovrebbe essere in seconda posizione, seguendone le mosse, poi Elmo Jet, via via gli altri, con la progressione esterna da parte di Million Trot. Se ne vanno i 400 in 31,3, Million Trot avanza gradualmente e avvicina in poche battute Evalin di Poggio quando siamo a metà della seconda piegata. Intanto 600 in 47,7 ha decisamente rallentato l'andatura Antonio Di Nardo, una volta al comando con Evalin di Poggio. Al suo esterno Million Trot, lungo la corda c'è sempre Enkel Spritz, mentre al largo anche Eredit Jet che copre Elmo Jet. L'errore però di Eredit Jet, numero 4 Irina Q squalificato. Irina Q anche numero sbaglia, 5 Eredit Jet più indietro, e intanto se squalificato. ne va il chilometro iniziale in 1.17,7 con leader sempre Evalin di Poggio. All'esterno si impegna Million Trot a 500 dalla conclusione. Evalin di Poggio però non si lascia avvicinare, si ripropone Million Trot quando siamo ormai al paletto dei 400 conclusivi. Attacco della curva finale con Million Trot proteso all'esterno di Evalin di Poggio. Insiste Million Trot, ribatte Evalin di Poggio, gli altri più discosti. Completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, riparte Evalin di Poggio, non rinuncia ancora a Million Trot che prova l'ultimo assalto nel numero finale. 7 Evalin di Enkel Poggio Spritz in grado però di squalificato. controllare e di allungare ancora nel finale per vincere sullo stesso Million Trot. Al terzo posto chiude Exmoor dei Greppi, 1.15,8 con 29,2 a chiudere. Evalin di Poggio finalmente esente da errore, l'allieva di Antonio Di Nardo e Afrim Schmidra, viene a vincere questa corsa riservata ai 3 anni con un bel percorso di testa. In partenza respinge Erotico Jet, sul percorso Million Trot e sul palo vince chiaramente, mostrando tutti i suoi mezzi finalmente, concludendo il percorso. Antonio Di Nardo dunque subito al raddoppio dopo la vittoria con Davide, questa volta per Afrim Schmidra e per il signor Francesco Rinaldi.